Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero fermare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Est spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria. È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. Come ricordava, i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, Industry 5.0, che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta.